La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. La pace sia con tutti voi, sono queste le prime parole del cardinale Robert Francis Prevost, ora Papa Leone XIV, il 267° Papa della storia della Chiesa, il primo pontefice nordamericano. Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore, che ha dato la vita per il gregge di Dio, ha dichiarato il Santo Padre. La pace sia con voi. Questa è la pace del Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio che ci ama tutti incondizionatamente. Leone XIV nasce il 14 settembre del 1955 a Chicago, nell'Illinois, da una famiglia di origine spagnoli, francese e italiane. Robert Francis Prevost ha manifestato la sua vocazione religiosa fin da giovane. Nel 1977 ha iniziato il noviziato nell'Ordine di Sant'Agostino, nella provincia di Nostra Signora del Buon Consiglio a St. Louis. Ha emesso la professione solenne il 29 agosto del 1981 ed è stato ordinato sacerdote il 19 giugno 1982. La sua formazione accademica si è sviluppata tra la Catholic Theological Union di Chicago e la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino a Roma, dove ha conseguito il dottorato in diritto canonico nel 1987. Parla correttamente l'inglese, lo spagnolo e l'italiano e possiede una buona conoscenza del francese. Sentiamo adesso l'arcivescovo Damiano sulla sua elezione a Papa. E quindi a un certo punto abbiamo appreso che aveva assunto il nome di Leone XIV e che veniva dagli Stati Uniti. La prima cosa che ho pensato, ma la più semplice, che il nome risponde a questa pagina di storia che stiamo vivendo, perché Leone XIII è il Papa della Rerum Novarum, delle cose nuove, e ce n'erano al tempo di Leone XIII, ma ancora di più ce ne sono adesso cose nuove, rapporti diversi. Cito quella più citata, no? L'avvento dell'intelligenza artificiale, no? Così come di tante altre tecniche scientifiche, come leggere queste cose. Ecco, allora Leone XIII, Rerum Novarum, anche Leone XIV si avventura nel fare un discernimento in questo nostro mondo. Ho ascoltato, non ho ancora letto, ho ascoltato direi quasi a pezzetti il saluto che ha fatto dalla loggia, non un semplice saluto, perché ha detto delle cose importanti che ci confortano. Allora, auguri a Leone XIV.